il Ric e i ricciuc. Attenzione ricciuc, queste è un'elezione per imparare a difendersi dai nemici che voi di mangiaus per intero dal chiaffa ai pis. Se une brutte bestiate a voi di mangiaus, pasesi sua balute, tiran fur ogni vostre spinute, spinuti dal naso, spinuti sta pance e così ogni bestia schiampe. Il cius a voi di chiappati, che continui a chialati. Ma tu, svelt più di lui, fatti sua balute e tire fur ogni to spinute. La volpe svelte e attente è già là pronte per mangiare, ma tu, con calme, tire fur le to spinis e falle schiampà. I cinghiai son pronti per mangiare, ma tu, con le to spinis, proprio svel, tu io fasis duc schiampà. Il corvat neri alla voe di beccati, le to spinis in tal bec, entreran e c'è tan malon che faseran. Se il chian aus ven in tor baiant, si sua balute una spinade dal nas e il tian cuccio ta cuccia tornerà. Pericolosi son lis macchinis che corrin per le stradis. Chialai di qua e di là prima di traversare. Attent! Queste lezioni come è finite e come us insegnerai c'è che i riccia podin mangiare per cresci sans e in salute. Podeis mangiare i viars da tiare, i fons, i miluts, i caessis. Podeis mangiare moschis, muschins, muschinuts, besteuti spiccioli di ogni qualità. Ma attenzione, non steis la bevi il latte, quel che dan al gat, perché se no us ven tant mal di pance. Il Ric alla set, mettete un po' di aghe in tune cittute. Mangiate fongs e viaruts e il mal aus passedut. I Ric son amis dall'ort. A mangin lis besteutis che rovinin lis verduris. Barbetoni alla dita catine che se a voi di ve un bielort un ricciute a di tignilu. Il Ric al va ben par vie che al mangie tutti le caessis che rovinin le salate. E quando arriva l'egnot non si va tor, ma si ha di tornare a dormire dalla tane con le mamme finché non torna il gnovdì per tornare a partire.